Buonasera a tutti, benvenuti a questo secondo appuntamento culturale organizzato dalla Biblioteca Civica Sant'Iciana insieme all'assessorato alla cultura e all'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Olbia. Dopo l'appuntamento di ieri con piccole storie di Olbia dagli anni 20 agli anni 50, oggi in occasione dei Sadie de sa Sardegna è la volta di Su cantu più antico desa terra mia, un convegno spettacolo che vede come ospiti sostenores Remuno e Locu di Vitti, realizzato in collaborazione con l'Archivio Mario Cervo, con il quale, tra l'altro, auspichiamo di realizzare insieme altre iniziative a carattere culturale, con la prospettiva di una unitarietà di intenti nel lavoro, nella ricerca e nella valorizzazione delle tradizioni musicali della Sardegna. Dicevo, quello di stasera è un convegno spettacolo che ha come obiettivo quello di miscelare insieme la storia dei cantores con la loro capacità di rappresentazione. Ecco il motivo per il quale abbiamo chiesto l'intervento, e per questo lo ringrazio, del professor Bacchisio Bandino e del dottor Natalino Piras e ovviamente dei cantores. Questa sera interverranno nell'ordine il sindaco Gianni Giovannelli, l'assessore alla pubblica istruzione Giovanni Antonio Oronesu, Ottavio Cervo in qualità di presidente dell'Archivio Mario Cervo, ho già nominato il professor Bacchisio Bandino e il dottor Natalino Piras, che ringrazio anche per il fatto che è stato il grande tessitore per la realizzazione di questa serata. Ovviamente i sostenores, nelle persone di Daniele Cossedu, leader storico del gruppo, Pierluigi Giorno, Mariello Pira e Dino Ruiu dall'Edu. Prima di dare la parola al sindaco, volevo ringraziare lo staff della biblioteca e in particolare il collega Antonio Budroni che ha curato la realizzazione di quel libricino che servirà oggi per seguire al meglio la serata e il collega Matteo Nicuzzi che come sempre è alla regia di queste nostre serate. Non aggiungo altro, invito il sindaco e buona serata a tutti. Buonasera, io mi farò perdonare per il ritardo di mezz'ora, avevo deciso di parlare per mezz'ora, per cui vi limito a ringraziare tutti voi, gli organizzatori, i relatori, i tenores, l'Archivio Cervo e Marco Ronchi e i suoi collaboratori che hanno da anni ormai animato e animano la cultura in città attraverso il veicolo della biblioteca. Per cui grazie veramente a tutti voi che siete così numerosi e così presenti, credo che sia molto più importante piuttosto che sentire me e mi permetto anche l'assessore Oronesu di proseguire nel vivo dei lavori. Oggi è Sadie de sa Sardegna, per cui credo che nessuno più che degli autorevoli relatori e dei tenores possono contribuire a farci apprezzare meglio questa giornata. Grazie a tutti. Sì, buonasera, anche io mi limito a un saluto molto veloce. Naturalmente Marco mi chiamò una mattina e mi disse che aveva questa idea, di chiamare appunto i tenori, di chiamare Bacchisio Bandino, il dottor Piras, per manifestare il giorno della Sadie de sa Sardegna in modo diverso sul comune di Olbia, nel comune di Olbia. Quindi manifestiamo sentendo il canto a tenore, un canto antico, un canto vecchio, molto, diciamo, che ha lunghissime origini, e lo manifestiamo assieme a chi poi ce lo racconta questo canto, ce lo racconta antropologicamente, entra nella sua essenza e riusciamo quindi a capirlo. È un modo diverso oggi di manifestare, di festeggiare Sadie de sa Sardegna. Speriamo che questo piaccia a voi tutti, piaccia alla cittadinanza. Ringrazio naturalmente anche io tutto lo staff della biblioteca, il lavoro che ha fatto oggi, ma che ha fatto anche negli ultimi 5 anni. E saluto tutti e buona permanenza.
Buonasera, io mi sposto dall'altra parte perché vi devo far vedere tutto questo armamentario che abbiamo portato. Sono Dario Cervo e sono presidente dell'associazione che gestisce l'archivio Mario Cervo. Abbiamo portato questi oggetti che normalmente sono esposti nel nostro archivio, e siccome oggi c'è stata questa occasione di questa coorganizzazione di questo evento, abbiamo ritenuto di mostrarli anche a chi normalmente non viene nel nostro archivio. Il nostro archivio ufficialmente è stato aperto 2 anni fa, però è un archivio che ha radici storiche molto forti, visto che la collezione e la raccolta di tutti questi beni è iniziata negli anni 50. Noi nel 2014 abbiamo aperto in maniera da rendere fruibile tutta questa musica e tutti i nostri libri. E siamo contenti che in questi ultimi 2 anni comunque siamo stati sicuramente fra i protagonisti, insieme ad altri, della cultura cittadina. Sono contento di trovarmi qua al tavolo anche col professor Mandino, che già in tante occasioni è stato nostro amico con interventi all'archivio, e ovviamente mi fa piacere incontrare uno dei gruppi storici, se non il più storico, della musica sarda. Io non parlerò del canto a tenore e neanche del gruppo Le Uno e Lucupe, del quale ne parleranno altri. Vi parlerò più che altro dell'incontro fra la musica a tenore e la discografia in Sardegna. Vi faccio vedere anche i dischi man mano che ve ne parlo, in maniera da farvi capire quello che è avvenuto in quest'ultimo secolo, praticamente in quest'ultimo secolo in Sardegna, relativamente al canto a tenore. Per quanto riguarda il tenore di Bitti, che l'anno scorso ha festeggiato i 40 anni di attività, io vorrei farvi vedere il loro primo disco, che è del 1976. Quindi anche loro hanno festeggiato 40 anni di attività l'anno scorso, mentre discograficamente compiranno 40 anni quest'anno. Invece, per quanto riguarda il canto a tenore, discograficamente nasce nel 1929 con la realizzazione di 5 dischi in bachelite, che vennero registrati dalla Edison Bell. Questo disco, questo è uno dei 5 dischi registrati nel 1929 dalla Edison Bell. I mezzi sicuramente non erano quelli di adesso, quindi avvenne una cosa abbastanza curiosa quando i cantori andarono a Milano a registrare, perché il tecnico si trovò con questo gruppo che aveva un tenore con una voce molto squillante, e quindi questo gli creò dei problemi. Allora trovarono, diciamo, una soluzione abbastanza estemporanea, facendo cantare il tenore con la faccia rivolta verso il muro e un microfono messo al centro. Ovviamente questo, visto che i tenori cantano guardandosi in faccia e tenendosi abbastanza stretti, ovviamente questa situazione non favorì la realizzazione di questo disco, tant'è che tutti sono concordi nel dire che il risultato artistico di questa incisione è abbastanza scarso. Però è un documento importantissimo, perché comunque stiamo parlando del 1929. Di questi dischi se ne parla alcuni anni fa, quando uno dei maggiori esperti del canto a tenore, Andrea De Plano, progetta di riportare alla luce queste incisioni e di pubblicarle sul CD. Però non si trovavano i dischi. Allora lui era già in contatto con Mario Cervo, gli parla di questa idea e gli dice: guarda, dobbiamo trovare i dischi.
Mario Cerro, che aveva contatti con i collezionisti di mezzo mondo, inizia a muovere tutte le sue conoscenze, insomma scrive a questo, scrive a quell'altro, trovano un disco a Tortona. Il primo disco che viene recuperato è questo, che si chiama Terzo d'Orgaleses Allegritto. Io non so se vogliamo anche ascoltarlo, se ne ascoltiamo un minuto. Vi dico già che la qualità è come si sa, è abbastanza scarsa, però è un documento che magari c'è la curiosità anche di sentirlo. Vabbè, questo era il terzo Lugalis del 1929. La raccolta di Deplano prosegue ad Orgali verso i parenti di chi aveva inciso i dischi e si conclude con il ritrovamento di 4 dei 5 dischi, quindi il quinto è un disco che si trova solo sui cataloghi, però non se ne ha traccia fisica. Quindi vabbè, magari in qualche cantina, anche ad Orgali sicuramente è nascosto in qualche cantina e si spera di ritrovarlo. Dal 1929 si hanno poi invece delle notizie più certe, anche più rilevanti sulle incisioni discografiche, e si passa agli anni 60, quando il canto a tenore diventa anche un canto politico, quindi un canto di protesta, un canto di rivendicazione. E c'è tutto un ciclo che riguarda questo tipo di canto. Uno dei dischi più conosciuti del 1964 è senz'altro quello del coro di Orgosolo, che si titola Pascoli serrati da muri, quindi già anche il titolo vi fa capire che tipo di canti proponeva questo gruppo. Uno dei più celebri è Tanca Serra da Samuru, fatto da Saferra Ferra, Zucchero di Ferra, la Yasserato Puro. Chi ascolta la musica sarda questi versi li conosce come quelli tra i più conosciuti in assoluto. Però oltre a queste pubblicazioni, visto che giochiamo in casa e insomma parliamo dell'archivio, mi piace citare alcuni brani che vi ricordo che Mario Cervo nel 62 aveva fondato la prima casa discografica sarda che si chiamava La Nuraghe, e nel 1965 realizza tre dischi del quartetto di Orune. Diversamente da quello che era avvenuto per i tenori di Orgali, questi dischi hanno una realizzazione tecnica ottima perché sono stati realizzati negli studi della RCA, quindi tecnicamente sono fatti bene, e oltre al livello tecnico ci sono dei particolari che illustrano proprio sul retro delle copertine, illustrano cosa era il canto, insomma qual era anche la situazione in quel momento. Quindi vengono pubblicati 3 dischi del quartetto di Orune. Scusate, ho preso un po' di appunti. Negli anni a seguire, ovviamente, fra gli anni 60, 70 e 80 c'è un boom della discografia, c'è un boom dei 45 giri, c'è un boom delle musicassette, anche perché in quegli anni diventa facile incidere, diventa facile distribuire, quindi praticamente ogni paese ha il suo gruppo, ogni paese incide una musicassetta, delle quali veramente si vendono migliaia di copie, cioè tutti in macchina avevano una musicassetta
o di una musicassetta in generale. Comunque in Sardegna una musicassetta o di canto a chitarra o di canto a tenore. Bisogna dire che non tutte le realizzazioni sono di alto livello, molti andavano lì e improvvisavano, cioè c'era il cantante che aveva conoscenza di molti testi, quindi andavano lì, lui cantava, gli altri non dico che seguivano lì improvvisando, però non avevano un discorso artistico programmato, molte erano incisioni abbastanza programmate, tant'è che molti sono rimasti proprio a livello del loro paese. Diverso il discorso del comune del coro del Mundo Lupo, che oltre ad avere delle capacità artistiche sicuramente al di sopra degli altri gruppi, hanno dietro di loro una comunità che sostiene il canto a tenore, e loro hanno la capacità comunque di aggregare, di farsi sentire, di farsi seguire praticamente da tutta la Sardegna. E questo se dopo 40 anni loro sono ancora qua, se hanno avuto tanti contatti internazionali, se hanno cantato nei fatti di tutto il mondo, evidentemente dimostrano di avere qualcosa o molto in più degli altri. Voglio ricordare ancora una produzione discografica della Nuraglia di Mario Cervo, sempre che citata da Del Plano. Del Plano appunto dice che in molti casi le incisioni non avevano un progetto artistico di valore, mentre per una musicassetta, che noi non abbiamo portato, sempre inciso dal gruppo Folk Studio di Udine nel 75, ricorda che contiene innanzitutto praticamente la versione quasi integrale della moda Saturninato di Raimundo Piras, e comunque dice e scrive anche in uno di questi libri, perché oltre alla discografia ci sono molti libri che parlano del canto a tenore. Questo è il tenore di Andrea Del Plano. Dice che questo disco ebbe un grandissimo successo, tant'è che la prima edizione venne esaurita nel giro di una settimana, e che ancora adesso, durante le feste, in molte bancarelle ci sono degli appassionati che cercano ancora questa musicassetta. Quindi sono passati 40 anni e ancora questa musicassetta viene cercata. E infine vorrei dire invece, concludo, 2 parole sull'archivio. L'archivio, come vi ho detto, ha radici molto antiche, quindi è una raccolta iniziata negli anni 50, però raccoglie tutta la produzione musicale in Sardegna, praticamente di tutto il Novecento. Il disco sardo, cioè relativo a un artista sardo che abbiamo, è questo. È un disco del tenore Bernardo De Muro, è un brano di Mascagni, ed è un disco inciso su un lato solo, cioè sul resto non c'è niente. È un disco del 1912, mentre il disco sardo, invece il più antico in assoluto, è un disco di Gabino Gabriel, che è qua, ed è del 1922. Il materiale dell'archivio è stato tutto digitalizzato e catalogato. Attualmente sono stati catalogati oltre 5.000 supporti tra libri, dischi, musicassette inedite, con 40.000 titoli registrati. Rimangono ancora da digitalizzare e da catalogare tutti gli articoli di giornali e i manoscritti. Quindi comunque, se qualcuno ha piacere di incontrarci, di visitare l'archivio, di approfondire la conoscenza, il nostro archivio è aperto il martedì, il venerdì, mercoledì e venerdì. Alcune cose, vorrei ringraziare per l'ospitalità il direttore della biblioteca Simpliciana Marco Ronchi. Anche come lui speriamo che questi incontri si ripetano, e quindi la prossima volta speriamo di averlo ospite nel nostro archivio. E l'ultima cosa che vi dico invece è che noi nel nostro archivio durante gli spettacoli usiamo concludere gli incontri con delle chiacchiere davanti a un bicchiere di vermentino. Quindi vi chiediamo, se vi fa piacere, rimanete anche dopo l'esibizione, insomma, beviamo un bicchiere di vermentino e scambiamo quattro chiacchiere. Grazie a tutti.
grazie della vostra presenza, grazie a chi ha organizzato, ai colleghi bibliotecari, grazie alla parte politica, grazie a Sutenore e alla Marchisio Bandino. Vedremo nel corso della serata di mettere insieme parole e canto, parole e musica. Ma dato che oggi, 28 aprile, è la ricorrenza delle Salie dessa Sardegna, che lo chiediamo non la di Sardegna Este, allora iniziamo proprio con un canto a tenore, non si è sciame di Monupiras, che intendiamo sulla tenore dei Monuelo Cudevisi. Monupiras è stato definito uno dei suoi più umani, addirittura sul più umani dei suoi poetas in lingua sarda, il cantatenore este sul più antico di questa terra mia, vedi musica di piesi. Prego. O sardo si sei sardo e si sei buono, sempre salimba tua usa presente, non sia schessa obbediente ai denne salimba de su padrona. Nazione che perde su donde salimba e scompare lentamente, ma se non si che le si dà in mente, se scrittura che sa Babbo soete iaio nostro non la usate sprunne manco il domo capovera e rusa crede si scorano che la giovine sprona de forne nel sota e conosce se desarde senne a fesor vostro Grazie a suo tenore Daniele Costello, si sente Daniele Costello, Pierluigi Giorno, Maria Lupida e Tino Luglio, noto dall'Eggio. Avete sentito su concordo ed è importante che questa cosa avvenga, venga eseguita dentro un luogo che è importante, perché il convegno di stasera, il convegno di spettacolo, è nato qui dentro, nella biblioteca. Ora, io da bibliotecario, l'ho fatto per una quarantina d'anni, tengo a che effettivamente la biblioteca sia capace di elaborare e di tramandare quello che sostiene Daniele Costello, ma tutti noi con lui, è il canto più antico della terra mia. Guardate che è un'affermazione che potrebbe essere così, una verità apparente, non dico tangibile perché intanto non c'è, però la sentiamo da subito, ma così come apparente contiene tutta una serie di tessiture di mistero che sono poi quello più, che convergono tutti al mistero più importante di come queste quattro mute voci riescono a fare concordo, armonia, che ne conosca questa polifonia, senza sapere di polifonia. Ora, come è possibile questo? È una cosa certamente che è data dalla naturalità
dal fatto che effettivamente la terra sarda, il contesto pastorale e contadino non poteva non produrre quel tipo di canto, però è data anche dal fatto che effettivamente questo canto è capace di mettere insieme, se è possibile usare questa metafora, tante diverse solitudini, quali possono essere le individualità che compongono la storia delle nostre comunità. Perché è importante, l'ho sentito anche di questo, lo ringrazio, da Ottavio Cervo, rivendicare l'aspetto comunitario di Sucante. Il fatto che sia capace di dare nell'immediato quello che è una caratteristica del canto di questo luogo, di questi luoghi, ma anche di narrarne la storia, attraverso quelli che sono i lati visibili, i lati oscuri, i misteri anche importanti, di rivendicazione. Non si esisciamo, è il canto d'inizio di questa serata, non essere schiavo. È una rivendicazione che non è soltanto linguistica, è una rivendicazione di appartenenza di una lingua con la quale io canto, io comunico, io dico, io racconto, io narro. Ecco, quello che abbiamo messo in risalto, lavorando tutti insieme nel corso di aggiornamento con i colleghi bibliotecari, è il fatto che il canto a tenore istituisce narrazione, contact, è capace di entrare per flashback dentro situazioni immediate, ma racconta tante altre storie di lunga durata, di breve e lunga durata. E questo è importante. Questo, pensate che è il leitmotiv, se così si può dire, il fil rouge, la linea che accompagna quello della narrazione della propria appartenenza come storia di paese, ma come storia che dal paese si estende a tante altre latitudini, 40 e passa anni di vita del suo tenore di Mungelo. E per arrivare a determinati risultati, per passare dal locale al globale, io sono stato in tutti i comuni contenuti. Mi pare che non abbia cosa nato in Australia non mi essere stato, non mi essere arrivato per il o arrivato subito, per il via, e tanto via, scusate, in Groenlandia non so se sono stato, in Groenlandia. Non è necessaria la traduzione, no? L'abitudine al canto chiaramente impedisce una presenza in Groenlandia del suo tenore. Ma ecco, al di là di queste battute, di questo interloquire, il fatto che il tenore sia diventato globale, patrimonio della umanità, dice l'UNESCO, e che questo canto antico, un canto che imita da gioventù, giumilare de sos animales, anche lo sonos che sono, dessa solitudine, dessa sardegna, ecco che questo canto sia stato capace di entrare non in rotta di collisione, ma in ricerca armonica con il jazz, con Ornette Coleman, con Frank Zappa, con Peter Gabriel e via enumerando, vuol dire che effettivamente ha ragione di esistere la sezione del mistero della nostra solitudine che è capace di raccontare il paese ma anche il mondo. Ecco, questo secondo me bisogna da un punto di vista storico evidenziare, e poi vedremo in che maniera storia, antropologia e narrazione del paese saprà fare Bachisio Bandino. Ecco, a me prima di dargli la parola preme ancora evidenziare come tutto questo venga elaborato in una biblioteca pubblica. Una biblioteca pubblica che ha ragione di esistere se tutte queste storie, che sono locali ma anche globali, vengono raccolte, catalogate, classificate dalla biblioteca pubblica, vengono messe a disposizione di diverse categorie dell'utenza, si dice così in genere, a disposizione di tutti i pubblici.
per mettere queste cose a disposizione di tutti i pubblici, di un vasto pubblico, è necessario che la biblioteca sia organizzata a fare questo tipo di lavoro. È necessario studiare, così come è stato necessario lo studio, la registrazione dell'accordo con su tenore, per andare innanzi in questi loro 40 anni. E per il fatto che effettivamente oggi Vie e Sardegna loro rappresentano quella che è la dimensione della sarditudine dentro l'isola, ma anche quella che è la sarditudine che racconta al mondo intero. Grazie della parola a Giuseppe. Grazie. Quando c'è il canto, la parola cessa, è meno importante perché veniamo per ascoltare la musica. Ma alcune considerazioni. Perché il tenore è stato considerato bene immanerabile dell'umanità dall'UNESCO? Ho sentito, ascoltando voci, che la motivazione è data dal fatto di questa tradizione, di questa partecipazione popolare. Quindi il merito viene attribuito, come dire, a un fattore storico, a un fattore antropologico e tecnologico. E non è così. È stato premiato per i caratteri esclusivamente musicali, cioè proprio come musica, non come tradizione, non come storia. Cioè degli esperti hanno ascoltato questo canto e da competenti massimi hanno osservato che ha caratteri musicali particolari, specifici, singolari, e quindi per questo motivo, come competenti di musica, hanno dato il premio. Questo è molto importante per capire il valore di questo riconoscimento, che non va appunto messo dentro il discorso etnico-storico, ma dentro un discorso rigorosamente musicologico. E perché ha caratteri musicali particolari e ha colpito i grandi studiosi di musica, che l'hanno ascoltato alcuni per la prima volta e sono rimasti stupefatti, perché hanno rinvenuto voci nuove nella storia della musica, timbri inediti. Quindi hanno cominciato a osservare caratteri specifici musicalmente definiti come esclusivi. E allora il premio, il riconoscimento, assume un carattere molto importante, perché immette il tenore nella grande musica etnica e non etnica, in confronti possibili e in tratti distintivi, differenziali, specifici. E perché? Cosa ci hanno visto in questo canto che avete ascoltato poc'anzi? Beh, intanto hanno notato la voce. La voce appartiene alla musica classica, operistica, lirica, no? Però io personalmente penso che la voce del tenore sardo è una ocche sarda. Voi direte, beh, vabbè, perché adesso questo campanilismo isolano, in che senso una voce del tenore sardo è una voce sarda? Le voci sono le più diverse, e dopo Daniele e Cosellu ripresenterà molte tipologie di voci. Ogni voce di tenore ha una voce specifica sua, personale, quindi in che senso noi possiamo dire che è una ocche sarda? Perché nonostante la diversità di 1000 voci, di 1000 tenori, vi è un qualcosa che la definisce come sarda. E vi faccio un esempio. Per esempio un baritono, un tenore di una musica operistica non può cantare a tenore, non rugate. Il basso, su basso, sa conte, sa mesuoche, non li pone più fatti. Non c'è su un cordo, non veste la tessitura.
su cusserto, che vuol dire con tessere insieme, cusserto. Quindi vedete che c'è una tipologia, pur nella diversità di 100 voci diverse di tenore in Sardegna, un unicum che in qualche modo nella diversità voi dite questa è una orchestra. Hanno notato questo, in qualche modo, un'identità particolare di voce. Ma forse il tratto più distintivo è quello del subbasso e del sacontra. Subbasso non appartiene alla musica nostra occidentale quasi. Non è né voce di petto né voce di testa. È una voce ingordata che avviene attraverso un processo di faringalizzazione. La faringe stringe la laringe, si comprime e determina un ingorgamento, per cui non è una voce di bocca, è una voce del gorgoena, una voce viscerale che ingorgata esce e passa attraverso un altro processo tipico, che è quello della nasalizzazione e poi di una particolare apertura della bocca. Quindi capite come sul basso, è così basso, non è una cosa così semplice come vi pare nell'espressione immediata, è un processo complesso, viscerale, di gorgoena, denare e di lucca. Voi osservate il basso quando è nella manifestazione tra poco e osservate e seguite questo processo di faringalizzazione, nasalizzazione e particolare apertura delle bocche. Anche sacontra e il basso fa da bordone nel coro. Poi sacontra è più libera e più mobile, ma anche sacontra è un processo meno, ma di sempre, di faringalizzazione, non di nasalizzazione e di particolare apertura della bocca. La mezzavoce è un ricamo che interviene, come dire, come flessuosità nel coro, diciamo. Oppure, come nel caso del tenore di Bizzi, la mesuoche è avvolgente. Quando cantava Daniele e Sanna Piero faceva la mezzavoce di Sanna Piero Sanna era più, come dire, interlinea nel canto, interviene, non copre il tenore, è dentro come singolarità di ricamo, mentre quando cantava Piero Sanna e Daniele fa la mesuoche, voi la notate, l'avete già notato, è una mezzavoce avvolgente che si compendia integralmente nel tenore, in un unicum, perché il carattere distintivo del tenore di Picchi e di Urune è quello che un pezzo non che deve vesire, cioè che uno dei quattro, un pezzo delle quattro voci, non deve emergere particolarmente, come avviene invece in molti altri tenori, i barbaricini della zona Sorgoso e altri. Perché? Perché appunto escono un corno. È bene che i quattro pezzi, armonizzandosi integralmente, non producano una singolarità, una superiorità della voce o del basso o del secondo. Mentre in altri tenori abbiamo questo fenomeno diverso di femminenza, di una conda fortissima, di un basso potente, che un po' voi ascoltando vedete che emerge. Bitti e Urune hanno questa caratteristica di una armonizzazione, di un tutti impari. Qualche discorso sulle voci basso e contra, poi Daniele da par suo ve ne parlerà, quindi io salto questa parte, volevo spiegarvi la tipologia delle voci, il tipo di basso, il tipo di contra, come vanno una contra e un basso, non è detto che vadano d'accordo, dipende appunto da come si integrano vicendevolmente e così via dicendo, per dirvi che è qualcosa di molto sottile, di molto particolare, e non è un canto così popolaresco nel senso di beh vabbè dai, mezzo brilli ci mettiamo a cantare come succede
in qualunque tipologia di canto, ma se osservato bene, analizzato voce per voce e in sintonia le 4 voci, è un canto non facile, è un canto che richiede, se fatto all'opera d'arte, una particolare sensibilità, un particolare intendimento e un allenamento, come il tenore per esempio, e di più. Una veloce storia, noi non sappiamo da dove venga, perché è una società, quella sarda, orale, quindi non abbiamo nessuno storia. Come facciamo a dire quando è nato? O perlomeno datarlo possibilmente? Non abbiamo nulla. Per cui qualche studioso dell'Università di Cagliari ha già, con qualche dubbio, speriamo, posto che sia una volgarizzazione di un canto religioso del Settecento, del 1700. Noi crediamo che non sia accettabile questa interpretazione. Già a Biti, solo a Biti, abbiamo qualche voce conosciuta per memoria, Zaocche, di un certo Di Murtas, che possiamo classificare alla fine del Settecento, già in una tradizione solo di memoria. Poi che questi pastori analfabeti nel senso della cultura tradizionale, ma super competenti, come dice Michelangelo Pira, Lovile è l'Università dell'Ovile, quindi con una grande cultura, ma analfabeti nel senso della dimensione italiana del termine. È impossibile che questi pastori dell'Ovile abbiano volgarizzato un canto religioso, quando il pastore, non essendo stato cristianizzato, perché i preti non sono andati a evangelizzare dei Ovili, quindi il pastore sardo è, come dire, agnostico, se non per le feste di campagna. Quindi non riesco a capire come i pastori vitesi nel Settecento non ci andavano in chiesa se non per i funerali e i matrimoni e i Staiano Raspuru. Non ho capito come facciano a leggere e a interpretare questa volgarizzazione del canto religioso rendendolo canto a tenore. Quindi, come vedete, questa spiegazione sempre di questi universitari che sapienti nella loro disciplina poi un po' inventano sulle tradizioni sarde, noi non l'accettiamo per ovvi motivi. Andrea De Plano nel suo libro Tenores, Andrea De Plano è il più attento, studioso, e sta per finire un lavoro di 25 anni catalogando tutti i tenori, tutte le loro specificazioni più minute, e Andrea De Plano dice di questo: la guardia dell'imperatore di Bisanzio del 950 d.C. Aveva la guardia imperiale era sarda, e appunto c'è scritto in una scrittura bizantina che questo gruppo producevano uno strano canto cupo e incomprensibile. Certo, questa non è una documentazione storica, come dire, precisa, non è un documento vero, però ci fa un po' capire come è possibile che fosse un tipo di canto sardo, cioè un tipo di tenore, magari a 3, senza la mezza voce. Però certamente questo gruppo di sardi, allora la Sardegna era sotto Bisanzio, che fa guardia imperiale, che canta in modo rauco e appunto ingorgato e cupo e triste, possa essere appunto il cantante, no? Ancora altri aspetti, perché poi tra parola possiamo intervenire diversamente, ma mi interessa osservare anche il carattere attuale. Studenti universitari, studenti liceali che formano il tenore oggi in tutti i paesi. La delimitazione geografica, Mario Cevo è il massimo testimone di musica etnica. In Sardegna dice che il tenore esisteva ad Olbia, quindi il limite è Olbia, Monti, poi taglia e prende, c'è nella baronia, tutta la Sardegna centrale sino anche alla Musei, parte dell'Ollastra, e arriva sino a Seneghe, quindi alle porte fioristane.
a serie che però il basso e la conca non sono faringalizzati, sono voci, di voce e di bocca, e non è ingordato. Però comunque arriva alle porte di Oristano. E Amedeo Pano le classifica in 5 categorie per specificare le differenze. Per esempio una differenza interessante è questa, che colunne e biti hanno appunto la sillaba del basso in bo, mentre per esempio il Dondosolo ha il ba è aperto. E tutta questa classificazione per un intenditore classifica differentemente i tenori. A voi sembrano sempre uguali, che canti Adu o Alà, o che canti Roseio o Oliferi, canta tenore, non è così. Ogni paese, si può dire, a parte alcuni paesi di imitazione orgolese, ma quasi tutti i paesi hanno una specificità loro, con tratti distintivi particolari. Ho osservato i tenori di Orosini, che si differenziano probabilmente con l'intervento non più delle sillabe bo, fa, bi, ma che interviene la vocale e quindi sono tratti distintivi per un intenditore, sono tratti distintivi di identità diverse, pur dentro questa coralità artistica che è il tenore sa. Ecco, si può parlare a lungo, magari dopo potrò fare qualche altro intervento, ma mi interessava che ad Olbia, in una città multinazionale, di convenienze diverse, con un'abitudine all'ascolto di una pluralità di voci, questa è la ricchezza di Olbia, di poter ascoltare tante voci, tanti canti, di Asia, di Africa, delle Americhe, italiane, europee, sarde. Ecco, è interessante promuovere con la manifestazione di oggi, ringraziando appunto il direttore della biblioteca, promuovere questa presenza, dato che Olbia è una città che ha conosciuto tenore, quindi è una città del tenore, e più di Mario Cervo che non ci sia nessuno a testimoniare, per vedere come diversi suoni, per esempio qualcuno ricerca i suoni mediterranei, c'è una parentela di questi suoni mediterranei, non so, greci, albanesi, delle varie isole, tunisini, algerini, marocchini, sardi, siculi, cioè voci, suoni del Mediterraneo, come si abbia una parentela, perché ce l'hanno una parentela storica. Questa parentela storica si definisce anche come parentela di sonorità diverse. Sono una grande ricchezza, un grande patrimonio. In seguito possiamo intervenire ancora per specificare altri aspetti. Grazie. Grazie Bacchis per questa campitura di carattere antropologico, storico e anche geografico, non di limitazione nord-sud. Quasi sia necessario scrivere un nuovo Condages per dire com'è l'appartenenza storico-geografica dei tenores, ma grazie soprattutto perché effettivamente in questo intervento viene fuori quello che è la timbrica de salvoques che da individuali si fanno insieme. Un testo che abbiamo sottoposto all'analisi durante l'aggiornamento in biblioteca, da cui nasce il convegno di stasera, è Zossinnos di Michelangelo Pina. Incomincia da lui, non va cosa scritto la scomprendere di che il tempus e esperienza. E cosa che canona di esperienza non la scomprende più. Ma cosa che pro fortuna rammentano e cosa che pro fortuna si dimenticano. E poi Zicchi su conto continua il racconto con questo personaggio preistorico, archetipo sardo, che 1000
milioni di anni fa, che seduto a sombra di un arbore, di un uno, il tipico intercalare del nostro parlare lì, a un certo punto gli viene in mente una parola, tum. La parola tum viene corsivata rispetto al tondo del testo, per chi ha visto qual è l'inizio del romanzo di Michelangelo prima. Ed è da quel tum che inizia tutta la storia della voce, del canto e di quello che la voce e il canto messi insieme riescono a dire, a raccontare e a narrare. E il fatto che a volte poi questo tum, presi soltanto un'onomatopea che può richiamare il rotolare di una pietra dentro la tumba di un aio in ateroso locco, si strempate a che suo, oppure può significare tante altre sensazioni e idee. Ecco, prima di dire e di passare la parola a Daniele, che illustrerà in che maniera, ecco, le voci si differenziano e quali sono all'interno delle singole componenti opere, svuoche, contra e basso, le differenze, le stonature o le accordature, quel tubo mi richiama di un racconto che tramanda l'oralità intorno a Sutenore di Brunel, che sapete, con ogni storia, specialmente in questa dei tenore, si vive ancora di oralità e scrittura, e noi bibliotecari dobbiamo anche saperci tenere nella linea di mezzo per raccogliere quello che l'oralità e la scrittura possono mettere insieme. Ecco, raccontano che a proposito di timbricità, di profondità, di metallicità, scusate questo neologismo inventato sull'istante, della voce di inghessita fora, lo quale stumbati in intro, dicono che Vittorietta, che mi sembra fosse il basso, no? La contra di Sutenore di Brunel, io qui ho una occhia gai metallica che cassa sulla lunghinagliata. E sembrava impossibile che una persona umana, un essere umano, potesse tutti attacchi di una cosa così. E dice appunto il racconto che una volta una troupe televisiva, non so, cinematografica olandese, hanno detto che battuto. Io che battuto. Questo io che cosa? Questo fa qualcosa che effettivamente gli fa sì che questa voce esca così metallica, e invece no. Intro proprio, pensavo che di Vittorietta ha tutto ci storia su tutto. Chiaramente questa cosa, uno di questi stranieri si deve abituare a comprendere, o no, Daniele, prego. Adesso Daniele ci illustra, seguendo anche una scheda da lui predisposta, quelle che sono le 4 voci nella loro individualità, e delle singole 4 voci ci darà appunto qualche particolarità, come dicevo prima, accordature e stonature, la provenienza, lo evidenzio da subito, sempre quella del mondo pastorale e contadino. Saluto a tutti. Ma io voglio cominciare a dare i sardi intanto. In suo senso che se cosa è in italiano non mi comprendo nemmeno io. Tenete conto, la grammatica mea, sanno 1900, anni scolastico 1942-43, si è firmata la grammatica e la quinta elementare. Quindi, a fuori donne che non mi comprendo nemmeno io, abituata a fare dare sosato, e quindi a capo mezzo.
a fare Susanna. Ma io voglio aggiungere qualche cosa rispetto a ciò che si sta donando dai Bacchiglietto e dai Natalini. Io che gli hai dato intanto brusche altri, questa tradizione nostra, tradizione di Sichessa. Come intendete il Pacorac e il Bacchiglietto? Sarvidas che cantano a tenore. Storicamente, la prima cartina che ha fatto Andrea De Palani sono 60 idas che cantano a tenore. E queste 60 idas sono 60 armonie diverse. Tutto cantano differentemente. E sono idas idas distante 3 chilometri e cambia l'armonia di suo canto a tenore. Io per esempio conosco bene questa tradizione di tutto canto a Salvide si canta a tenore dopo 60 anni di giro. Noi sì, non abbiamo cominciato 40 anni fa, ma io ho cominciato metà prima. 40 anni fa che si stata la costituzione di un'associazione veramente seria. Prima, gruppo costituito non veniva. Io per esempio, la prima cantata che ho fatto sul Redentore l'ho fatta sul 1957. A sa cavalcata che sono andata sul 1958, ma poi che cambiata però se no, ma tanto. Sul 1958 sono andata la prima cavalcata. Bene, in che seguono già i suoi 2006 già quattro che imbarcato cavalcatas. Quindi tra 2 anni a chi sono 60 anni. Speriamo che Sasanca non regala per poter partecipare a questa insomma, una estera sensata, come l'abbiamo fatta a Chimatano, che hanno visto il sindaco, il presidente del suo consiglio regionale, Gianfranco Canà, hanno fatto una grande estera, io mi hanno detto, guarda, tu ipotesi organizzare canto il gruppo Scherese a conto tuo e facciamo una estera dopo canta particolare, che mandano sono a mano, 60 sono per mano stura. Ecco, io intanto ho scelto una discussione per quanto riguarda questa tradizione nostra. A Saine del Sosanno 40, 1949-1950, Saida nostra atta è arrivata a Baile, Semissa e 240 chimbe residenti. Dei custoso, Semissa e 240 chimbe, sono messo in femminas, a chi posso fare quello? Sono messo in femminas, sono messo in femminas, quindi tremissa e 100 uomini. Tenendo conto che se leva stanno in mannas, ma baiata veramente una mortalità infantile metà alta baia di sostempo. Saleva mea per esempio iti e 160 nascitos, 80 uomini, 78 femmine. Ecco, dei questo che io ho fatto un calcolo, quanto scampatori mi poteva fare anche di 7 mea. Siccome che su canto a tenore, questo è un canto maschile, questo è un canto di uomini, ma io ho cantato quello che canta femmina e canta io veramente bene. Ma so che questa femmina però non impasta bene che si sa terra dopo. Per questo motivo questa femmina non può fare su basso, non può fare sacco. E la femmina scappa con il io, quindi cantatore, canta io bene. Ma so che non impasta io bene che si sa terra dopo, si prenderete un corpo unico. In suo senso che Saemina non potete dare una occhia tenorile, un anno in gergo lirico, ma Saemina potete arrivare a mezzo soprano. Quindi questa occhia rimane troppo aperta e inchissiti dai salsate realmente. Quindi
Su canto a tenore è il fatto che occhese e omine e così via. Tremissa e kentu homines. E questo sono che occamos binni chi levas che noi andiamo a scorda vocale e potes cantare a tenore. E tanno per esempio se leva mea e 80 homines, ma a 6 anni massimo siamo arrivati a 65. 65 probini, che probini canno, io che ti milli. Dai questo stiamo segreto che ne ho dato di milli. Dai questo due amici segreto che viene di maniti. Sono due che procheto, sono bini che procheto, non hanno imparato mai a cantare. Forse tanne una cifra metà alta, ma potete essere veramente su dei procheto che hanno imparato a cantare. Altos calcolos, invite, sostengono Bahia dai 1600 a 1800 persone che cantavano a tenore. Invita questi strumenti, non batta zappato un terreno fertile, non batta picchito questi strumenti. Invece diamo con noi i sostempos, battono timbre sonettes, 2 o 3 fisarmonicas, 2 chitarras e basta. E su che si divertia che in questo strumento non fi su pastore, ma in sono impiegato, carte artigiani e così via. A sos tempos veramente si sentiti esperta e produci tipo di canto che si attiata siete basso, contra, oche, mesuoche. Ti dagliano sul seio, ti dagliano. Sul seio di questa che come sia. E c'è un appoato un fatto di assumimento. Poi, che oggi nessuno ispiti di questa cosa, stato motivo, già sente chi veramente intenditori, se sono nati. Oggi in vita, se non cantiamo noi, sì, ha caricato i tenori che cantano. Ma la sente critica, la sente che giudicata veramente sul timbro del Saope, non mi scuso. Quindi, potonare che nessuno ispiti di questo titolo che da ieri sono così. Incominciamo su chi Saope. Ocche tenorosa. E scanno su tenore, battaccata, in facilitate per formare l'armonia. Questa ocche tenorosa deve essere un tenore puro, insomma, sempre nato interpolitico. Per poter impastare bene chi sa sapere le ocche. Questa ocche tenorosa, come ti vedi, questa ocche istonata. E queste parole che scritte in che è natalino usata, tradotta in italiano, voce tenorosa, e quando il tenore attacca con facilità per formare l'armonia. Sauchi istonata. E ste canno su tenore non battacaiate a questa occhio. Non battacaiate e fitti una cosa insomma che praticamente che illuminare tutto canto, quindi una matta l'immagine la sai tu se calo cantare, ma si può ritirare insomma, se io che con una istonata. Scritti cosa, hai da in cara e da Iana, cantando in sillini. Poi, ocche di Argurino. Sa che Argurino, poi ti viene finita sa di Argurino. Este cacanno, chi nata, e di cramata, canno sao che si distracca da esa forza di stare buona parte della notte, cantando e bombando. Quindi a forza di stracchiore, ma non solamente a Saope, ma nemmeno sul tenore sia bene, e cagli straccos, e quindi non vi la chiano a mantenere un'armonia perfetta, insomma, come che deve essere col suo canto, a tenore. Ocche di Barbiano, su Barbiano, itti su che andai a tentare Sarvinza. E quindi questo Barbiano solo, cantai a conto suo, in dove non daia da entrata regolare a suo tenore.
Piccamos per esempio Sauche Notte. Sauche Notte, a suo tenore, lasci entrare la terza sillaba. Per esempio, desamo, e entrate sul tenore, la terza sillaba. Su guardiamo invece che le poteva dare insomma, a sesta, a settima sillaba. Colpito una sa parma, quindi, che siamo già questa settima sillaba, anche siamo. E dai, è stata definita a bocche di partigiano. Poi queste Sauche di Saratore, Aranne, i Sarattero Nantese, Sorvoese, naturalmente camminanne a passo lento, e così via. Saratore, a conchi curvata, sempre a Baitanne in modo che sussurro che si vede stato veramente veneato, e fanno cantaiata, ma cantaiata in base a sospasso che non viene sorvosi. Per esempio, godito una saparma a fossar d'oro. Canno si arraiata pure in costa e canno e tendai sempre a incapassare a questa parte bassa Saratro e canno che vicino e canno che abbassando questa parte bassa sopra, quindi se vuoi comprendere che dica a tirare cosa sopra in modo che sussurro che sarebbe il sito giusto. Arriviamo su a sta contra noitosa. Questa perfezione di suo suono culturale siete con sottile o armonioso che prodare un tono di accordo che su basso tono. Su basso tono, non ne partirete, este bo, su basso lato este ba. Ma su basso tono e su basso lato si potete abbinare capo. Su basso tono anche che su basso lato, su timbro di sicchesso este. A tono alto su tono, a tono basso su alto. Questa contramonitosa si può definire come una contrametallica. Siccome chi ruga, per esempio, un canto di assaglio, questa messa a terra, che ha questa berrindita, cosa muvida, quindi metallica, e tra contrametallica e basso tono forma una buona armonia. Io che aggiungo pure a parte dei gusti, prima che mi dimentichi, è che una via ho domandato al professor Pietro Sasso, uno dei spruzzo, bravo etnomusicologo a carattere nazionale, ma veramente internazionale. La parola professore mi dica una cosa, ma come lo colloca il tenore dei Bitti, il canto a tenore dei Bitti? Allora, io il tenore dei Bitti lo collocherei annato fra l'aspro e il duro di Orgosolo e il morbido e arrotondato, morbido e arrotondato di Furni. Questa sono le parole di Pietro Sasso che forse a me mi ha dato questa impressione che praticamente queste il costume sono stato che non manco su vedere, però massimo rispetto e su competente. Proseguiamo su chi sa contra. Sa contravinta. Sa contravinta non veniti espressa dai scorda vocale, ma è di fatta dai Sauca. Io per esempio non mi sono mai resistito a fare cosa contra, quindi hanno mancato una contra, io la chiosa contra, ma contravinta però, non culturale. Quindi s'armonia, che su basso è veramente veneato,
io l'ho chiesto male un po'. Io l'ho chiesto male per questo motivo, insomma, che non fite sa contraculturale. Contra a vacatura. E vacatura non si conta, non è che potete essere vacatura. Ecco, per esempio, non lo so, piccano su caso cantando a poche balle. Costavo per vacatura e sia. Bambemba, boom. Quindi, a chi ha un'irvacata, anche io che tutto canto, sovente a forasa, sovente dai corpus a forasa, e pariate insomma che ti irvacanne una lama e latte in sostanza, o canne che era tutto parisi. Poi becchiamo su basso tono, tipo di espressione visichesa, chiesi a tono alto, che si può determinare sempre che su basso lato, espressione visichesa che si usa a parte su tono basso, che poi a fine di questa cosa che sono meglio poi danno a se intendere, sono separati, in modo che potete su modo per facilitare il compito di comprendere sannamento. Quindi voglio presentare il dopo. Basso modulo, un basso di modulo, che non fa endata. In questo basso modulo, su basso di siata, ma non resistiata a pronunziare sa sillaba, sa sparabla. E questo basso modulo andava bene con questo canto scorfano, che sono versos e incantatos espresso solamente dai suoi cantatori, dai saocchi. Ma i suoi canti religiosi deve pronunciare queste parole. O Deus t'adoro, segna autonomia, dormi vita e coro, riposo in me, la deve pronunciare, no, queste non resistia a cattura e già non può come diventata veramente a scarcuno, oie, cantando in palco, e il testo non basso molto, ma canta solamente basso, cioè è canto sparfato, non religioso. Poi basso ascratto. Sul basso ascratto non ha un ovino continuo, ma si spezza, si secca. Per esempio, a Sasapito modo di aderirsi urlai a che ranne, a un certo punto si spezza. E in bisichese non hanno su ascada e rai, su basso ascratto. Come per esempio, non lo so, veramente spaccare linna insieme, invece di spaccare il trictus, come si chiama, sul tronco che viene in bailanti, e si ascratto. Quindi basso ascratto è diventato per questo motivo. Basso gurdo. Su basso gurdo non ha un'armonia perfetta. Non giungete chissà contra a fare un'armonia perfetta. Per questo motivo questo è un basso sfalsato che non resiste mai a questa scorda vocale, non resiste a stringere questo vento che vi sinne a formare sul basso e quindi rimanete a basso gurdo. Poi arriviamo a suo passo orriato. C'è una cosa molto veramente tanto si invita, compreso sul passo chiacchiato sul passo di Mario Pira. Il passo di Mario Pira è un passo orriato, un passo di minutetto, ma ve ne viene attonato, insomma, chi si accontra veneata, monitosa, ma minuta, ormai a pura perfetta armonia. Se non arriva a Saini, che sa mesuoche attonata. Questo suono, che non è veramente attonato, completa la attonatura e tutto il tenore. Dio guarda chi scassite dai sul tono, sul tenore, hai spasa da tutto canto.
quindi si può, sotto tenore si può ritirare, prendere un'ala, insomma, e andare bene, quindi non cantiamo solo. Per questo motivo non sei in condizione di poter cantare. E questa cosa, secondo me, così con ogni sala, la gente competente, cantano i stellini, non richiama IAT. Hai tenuto scombinarmi tu. Ma all'ipotesi con risino, ma non mi risino, a volte, portate dai costumi. Poi, nei suoi stemperiata, resta in sia, in nubi, in sia, a questa ora che è un accordo per uno, e quindi in sostanza io mi ammento una via che viene tu Mealino, che la Gerofila viene da vita, e figli incidente solano, sono cantanti che solano, sono sempre, come Anna disse, e cantanti in sellini. E Mealino, insomma, così, incidenti sono così. E a un certo punto poi hanno terminato, sono arrivati proprio terminando, e poi hanno visto simpatico il Mealino e via, tornato bene, come aver visto questo tenore. Ma che battaglia, che è veramente interessante per l'accidente, che questi costruttori tunnini hanno nato, che indurano, che si impigliata hanno nato, insomma, che non ti posso dare, hanno nato, non è che un senso, e come ti posso collocare in questo. E c'è un apponato, secondo me l'apponato Anna Bene, altro tunnini cantando in Montepannito, il suo tenore in Piazza Nova, cosa mi dice? È l'espressione giusta. Cioè, a distanza di qualche chilometro, ma che in un sfasamento, come si chiama, di altitudine, che praticamente, insomma, va in alto, che in 2 metri così in alto, tutti ad andare bene in Piazza Nova sotterranea. Grazie. Grazie a Daniele per questo arrivo e come tenato l'arrivo nel film, però come ponete in pratica qualche cosa e a chi te non si intende in care maniera questa bocche se te non lo si pone in parte te cantate Allora ballo serio in salvocche separtas. Divinas armonias el liuton, divinas armonias el liuton, deriar figurinos en mandolan, divinas contra Baram bim baram bom, baram bim baram bom, baram bim baram bom. Divinas armonias el liuton, divinas armonias el liuton, deriran figurinos en mandolan, divinas questa armonia.
Sì, questa è l'università su cui la scuola impropria, che comunque entra a pieno titolo dentro una capacità didattica del canto. E che solamente ho spasato un attimo, vorrei chiedere a Bachisio di dire alcune cose su quella che è il tempo ordinario del canto, il quotidiano, e accennare anche al fatto che il canto è stato proibito, perché è stato proibito, e vedere in che maniera poi questo concordo differenzia e si mette nuovamente insieme tra sacro e profano, tra religioso e non religioso. Forse qui c'è una religiosità tutta dentro che comunque tiene insieme le voci. In una società, in una comunità, parliamo di Tese o Lune o Orgosolo, non c'era una ricchezza plurivocale, cioè il mondo pastorale aveva come musica il canto a tenore e il canto religioso. Questa unicità è che porta poi al perfezionamento, ma porta anche a che questo canto si manifesti in tutte le attività. Daniele poco fa diceva bene, uno arando e cantava. Nell'uvile, dopo la mungitura, o che so io, pesare saocche. La ricchezza del verbo pesare in sardo è immensa. Pesare un pezzino, pesare saocche, pesare nel senso alzati, almeno 5 o 6 elaborazioni semantiche molto interessanti, questo pesare. Di la pesaria, chi su carro, voi spa, voi e cantanne. Quindi il canto non era una parte particolare della giornata in cui c'è una festa specifica e c'è un gruppo che canta, ma quando lavora non canta, come oggi. Invece nella società tradizionale questo canto copriva tutta la dimensione lavorativa e operativa della persona. Questo è molto importante perché vuol dire che togli quel canto e hai una civiltà muta. Poi sono arrivate altre sonorità, i complessivi nei paesi negli anni 60, e quindi ci sono avute altre voci. E allora comincia la gente ad abituarsi a un rock, a un jazz, adesso a un rap. E quindi avvengono diversi ascolti. Ma allora c'era un ascolto unico e perciò Daniele giustamente diceva più di 1000 persone in paese in qualche modo cantavano. E le voci erano diversissime. Quella di Battore Turbino era una voce squillante, mentre se avete ascoltato di testa, sì, mentre la voce adesso che avete ascoltato di Dalledu è una voce nasalizzata,
muitosa, tu lo attribuisci a una conta, ma possiamo dirlo per la voce. Quando la riascolterete, osservate come non è la voce, per esempio, di Petredunano di Lovè, che è una voce potente, squillante, diciamo pure metallica come voce, mentre questa voce, che si sintonizza perfettamente col tenore, è nasalizzata, no? E non è potentissima. Ciò crea in questo particolare specifico caso un'armonia perfetta con quel tipo di conta, con quel tipo di basso. Quindi vedete come c'è l'aspetto, come dire, delle tipologie diverse di voci che devono sincronizzarsi col tipo di conta. Può essere anche una bella voce, ma non sta data sul tenore. Una O che è sbrigliata, una briglia, non tira sa briglia, una O che si incannata contro suo. E allora è bella la voce in sé, ma non attacca come il tenore Daniele sul tenore. Ancora altri aspetti del suo tenore. C'è questa, è stato Michelangelo Pira per primo a dirlo, e Andrea De Plano lo conferma. Io non ci credo molto in questo, che è ormai un luogo comune, tutti lo affermano, e le voci del tenore deriverebbe dal vento, dal bue, dalla pecora, eccetera. Il grande musicista ungherese Bartók dice: un canto anche dell'attributus perduta del Centro Africa non è mai un processo puramente imitativo. Cioè imitativo vuol dire io sento il bue e dico non può essere, perché è un processo culturale, è un processo dell'uomo, è un processo della civiltà, è un processo di elaborazione di voci e di cori, per cui è sempre una creazione. Naturalmente, questo è il punto, avendo ascoltato in quel contesto di sonorità il bue, la pecora, il vento, la legna, Zuraio, Zasca, no? Cioè, pur dentro quell'habitat di sonorità, è chiaro che uno tira fuori un tipo di voce, basso, conto, tira fuori una specificità che tiene conto dell'habitat di sonorità in cui vive. Beh, questo è ovvio. Allora da dove se ne inventa? Ma non è mai un processo imitativo puro. Cioè, sento un animale che muoia e dico, cosa ho che muoia? È una pecora, che bella, e dico, cosa ho che... È anche un ridurre il tenore a qualcosa di naturalistico, mentre l'arte non è mai naturalistica, contrariamente a quanto molti affermano. In questo senso c'è della verità nel dire vento, bue, voci della natura, però nel senso di un contesto musicale di sonorità che costituiscono quel tipo di ascolti da cui poi emerge evidentemente quel tipo di voce, ma non mai in senso imitativo puro. Sarebbe ridurre la creatività musicale dell'uomo a un puro fatto naturale del bue o della pecora. Un tenore in un canto religioso. Dite Angelos. Posso cantare in un canto natalizio, Angelos cantare a servizio di Maria. Amplifico Angelos cantare a servizio di Maria, che è un canto natalizio. Lo sappiamo adesso. In dono portale nasci
Figliuel Gesù, misterio proso, non beso goale, tra dos animali, Giuseppe Maria. Angelos cantare a sorriso e Maria. Angelos cantare a sorriso e Maria. Parto sopra santo d'eterna memoria e de salta gloria de su che lo istanto si artorar de pranto de lutto d'agonia. Angelos cantare a sorriso e Maria. Angelos cantare a sorriso e Maria. Se sbiancò Giarmino, odoroso e bello, e tratto divino verso Padre eterno, nasci lui si verro, provera profezia. Angelos cantare a sorriso e Maria. Angelos cantare a sorriso e Maria. Nasci lui si stalla, nudo e senza manto, coro meo caglia e lascia su pianto, dormi tu tanto e lascia s'angostia. Angelos cantare a sorriso e Maria. Angelos cantare a sorriso e Maria. So supremos coros de esos serafinos, con dulces clarinos, bellos e decoro, suscitan sonoros cantos de alegría. Angelos cantare a sorriso e Maria. Angelos cantare a sorriso e Maria. Questo canto natalizio, per come lo mette in corso sul tenore di Muglino, di solennità da cattedrale. Ed effettivamente, se ci stiamo un attimo a soffermarci, c'è tutta la solennità distintivile di queste voci dentro quella che è la grandiosità della cattedrale, senza ricorrere a nessun organo, a nessun armonium che armonizzi la voce. Questo è veramente importante e sottolinea ancora una volta, evidenzia di come il repertorio del tenore, quando ci si studia, quando la tradizione non si inventa ma che si continua a stare sopra, è capace di entrare in tutte le dimensioni, ecco quel fattore locale e globale, perché poi possiamo passare dal sacro, dalla solennità del sacro, anche al profano, e magari entriamo in conclusione e vedere in che maniera questo profano poi dà inizio al ballo, no? A subballo con una, non so se poi l'avete già pronto, su cui invio del padrone, no? La si spronto, torna a bocche ballo.
e questo la si sprunto, perché non potevo fare un attimo di intrete in questa dimensione del passaggio dal sacro al profano. Ma la chimo su quindi in altro verso, Va bene. teniamo conto intanto. A cui si attiene magari sul microfono. Teniamo conto intanto che quando ci abbiamo sul ballo così e che su cada seccare che possa festa patronale, santuario de campagna e così via, in dove su tenore ti sempre protagonista, in dove è sul ballo e lì ha eseguito questo dai su tenore. Se noi per esempio pensiamo su gli strumenti che si usavano per provare a andare sul ballo, che sono sonetti, la fisarmonica hanno fatto dato, ma sono sonetti di proprio su chi dato, ma sono sonetti che hanno vissuto 2 secoli fa. Ma prima si ballava su Matisse, come si ballava? A tenore. A tenore, batto il chimbe tenores che si davano su cambio continuamente, 12 quarto ora, 20 minuti si davano su cambio, e su ballo giraiata per ora e ora giraiata. Quindi su ballo lo cominciaiata su tenore. Su tenore si ponevano sul batto ai turni, via, cantando e ballando, e poi cominciavano a entrare su satero. Sono satero, sono acchiato che sei e che sono, insomma, e così via. E si acchiata su ballo, ma hanno canti sa piazza. Addirittura si arriva agli abbinamenti a San Nadere, addirittura o canto, isa este someracolo, isa piazza, manno, canto este, vini, sorballo, altre pizza, altre giro. Quindi noi sappiamo si intende sul ballo estero, e veramente, gli agricoltori il giro dell'anno. Ballo estero. Scusate, per partecipare, per sfuggire a questo nomea di stanchezza del tenore, di una monotonia, vorrei adesso ascoltiamo questo ballo, ma poi vorrei una ocche notte per dirvi che differenza c'è tra una ocche notte e una ocche ballo. Sono 2 espressioni esistenziali assolutamente differenti. La ocche notte è la serenata, si va dalla ragazza con tonale e si canta in volo in mano, che dipende, c'è anche la poesia satirica, no? Ma in genere in volo. Allora, una serenata come si esprime? Cioè, dovete ascoltare come fare una serenata, poi la fate con la chitarra. A tenore, che tipo di modulazione avviene? È una voce malinconica, come se il sardo manifestasse il sentimento amoroso in una dimensione di malinconia in senso positivo, ma di malinconia, non di festa, perché tutta la lirica sarda è orientata verso un canto di tristezza della donna, l'amore non si è realizzato, o lei è morta, e c'è tutta una dimensione di tristezza profonda, e questo che colpisce per esempio i musicisti del mondo quando analizzano. E so che notte è un segno allora d'amore, ma nel senso di qualcosa di difficile da realizzare, per cui c'è un messaggio quasi di tristezza, ma di tristezza gioiosa, se mi permettete il bisticcio, lo ossimoro, si direbbe in linguistica. Cioè, io ti sto mandando un messaggio, ma che mi dici se tu mi corrispondi? Che garanzie ho? Non è che la ragazza si affaccia alla finestra, non c'è Giulietta e Romeo, c'è la dimensione di un chissà se mi cherete. E ciò non ti porta ad una gioia espressa, no, ma ti porta ad una specie di... Però ascolta il mio modo struggente di annunziarti l'amore. Ecco, struggente.
Questi ciò che no. Quindi indica una dimensione esistenziale particolare che indica una concezione dell'amore e indica una concezione della donna, e qui si potrebbe fare un bel incontro su questi due temi. E invece ciò che parlo esprime su Pallo la gioia, addirittura Sutillo poi è l'espressione massima di una gioia impazzita, in rock, come espressione interiore. Ascoltiamo su ciò che parlo. Io invece sono d'accordo che prima che non so che notte, poi a chi su ballotillo e terminiamo in ballonista ballato. Va bene. Esauca profumata esarenare e de suave profumo delicato. Saviguna immaculata si dissipano e questa signora, che era madre, ha detto che non si sente niente le parole, perché le parole vogliamo sentire le invece si deve prendere l'armonia. Intanto premetto questo, che si canta che l'amplificazione è sempre il mezzo. L'amplificazione buona, canto usiata di valsa sotto. Quindi mi dispiace che però la voce si deve sentire, cioè a chi solo vuole sentire le parole, perché dalle parole sente anche il messaggio amoroso, ma
ma in questo caso la voce non deve sentirsi fuori dal coro, assolutamente. Quando si sta la serenata vera, si sente E stasera con me non faccio. Passa campagna, parlo di stesso, passa campagna, parlo di stesso, che sono preso di tutta intesa, e passa campagna, perché i ritmi della musica attuale si sintonizzano meglio, ma per un intenditore su canto Cornelia sa che no, proprio per uno che sente il vero messaggio profondo del canto sacro, che è un canto d'amore, è un messaggio d'amore, è molto più profondo di quello della festa, che è più espressivo. Quindi vedete anche la differenza, come voi già partecipate come movimento del corpo, perché il ritmo vi porta a, invece il canto, invece sul canto, l'occhio note, non c'è movimento del corpo, c'è la stasi del corpo con un sentimento profondo che tenta di dare un messaggio. È diversa la condizione esistenziale. Ora l'altra. Parlando so che s'usacula, poi tu dai giù, tu fai a giorno e muro, tu ti
Grazie. Da dire ce ne sarebbe tante, però in questo caso, anche per reiterare il dialogo col pubblico, con chi c'era ma non si sentono le parole, eccetera, io penso che quanto il corpo e il canto riescono a esprimere siano già in sé una grande voce. Dicevo, tante cose si potrebbero aggiungere, però ce ne dobbiamo dare con questo messaggio che è la bellezza di questo canto, la contemporaneità di questo canto che segue una tradizione antichissima. E sul fatto viene dal punto di vista personale, bisogna importante Dallegro, questo importante Pierluigi, questo importante Marietti, questo importante sorprendente questi Daniele, un uomo di 80 anni, che regala un cantante voglio concludere con una notazione di carattere onomastico, tenore di Monnuilo, forse tutti lo sanno, c'è gente però che non lo sa. Di Monnuilo, un poeta sardo, vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, inalfabeto, cioè era analfabeta per la lingua e la scrittura italiana, e diceva di sé, cantando, perché era anche un grande improvvisatore, allora la poesia serviva come comunicazione, sai scritto io che spinna, se avessi saputo avere la penna, e su dono e si scrittura, il dono della scrittura, di aver fatto figura in Cudala e Sardegna, un passo oltre. Ecco, il tenore di Monnuilo continua ad attualizzare l'utopia del mondo. Grazie. Alla signora un'ottava di un'altra notte. In parole, canno savia tren de Sant'Andria, venida est di ogni sacra funzione, in ammento a s'antica passione, tua der bene a sa tumba mia, isparghenne di forza teoria, del fagere la gimenne orazione. Pentita de sa forte afflizione, chi maldato vi venne, penna de oro, non mi devi olvidare, anima bella, vi naschittene palpi di su coro. Eccola la malinconia profonda. Posso aggiungere, non si parte e su mondo che siamo scolato, intanto abbiamo girato, abbiamo cantato in 32 nazioni diverse, in tutto il continente, e quasi in tutte nos hanno domandato, ma come si imparate a cantare voi? In questo tono alto, se tono basso, se è vero che non sono andato che voi non conoscete questa musica. Noi non conosciamo questa musica. Ma come si imparate? Abbiamo imparato a cantare come abbiamo imparato a fare. Abbiamo imparato dai tutto, ma che non mastro.
essa medesima cosa. Don Sisero, tornando sul conto dessa serenata, Don Sisero invita vigilare a te che vini che con panzia diversa, cantando esa bella piscina, che ha ido sempre de saire de esos annos o 40. In nube non vai a per un divertimento, in nube s'assente, ma non vai alla radio, non vai alla nubi dove sono. E quindi s'assenti sia, o vanno a sostenere, messo i tuoi vini, ma io che si usa a contonare che si narraia, so scontone del saita, e io che andiamo a contonare. Ecco, sicuramente che la famiglia schini numerosa stanno, quindi tu non vai veramente a battere di più piscina da cantare, e non si è tatte. Quindi non si sa intendiamo su quanto piscino delle cannos, e tanto come si incantaia in questo scantatore, che caiono dello storte, dello imitare i pubblici, oh, le crasse, queste melodie, continuamente, e sia da forza. Io sono lei, mi sono cantate noi. Io non veniamo solamente se il vino, io non vi sul bar, a te tanto, sostenere il vinito tu, e sta questo delle campagne, o vai a caricazione decente, vai a viso canto a te noi. Quindi io le crasse, posti calcolato, anni sono calcolato, a poter prendere bene sul canto. E poi noi che sono altri che ti narrano, provalo anche voi sul basso, no, ti narrano tu sul basso non scherzare, capito? Quindi non vai alla tolleranza, o certo tatto, insomma, fa che su questo, se no i smiti sono così. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.